Come volumi, nell'ultimo mese le farmacie venete hanno eseguito 500.000 di tamponi. Abbiamo delle punte in questo momento di 30.000 tamponi al giorno e ci stiamo organizzando per poter fornire un servizio ancora più ampio. Farmacie prese d'assalto per le prenotazioni dei tamponi dal 15 ottobre, D-Day per l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass al lavoro, sino addirittura alla fine di dicembre si fatica a trovare posti liberi, anche perché le richieste dei lavoratori sono concentrate soprattutto il lunedì, mercoledì e venerdì o la domenica sera nelle fasce orarie del primo mattino o serale per ottimizzare la validità di 48 ore del certificato verde. Abbiamo il problema di una domanda molto alta che si concentra in poche ore e questo ovviamente per noi è particolarmente oneroso perché la logistica delle farmacie non consente di ricevere in pochissimo tempo un numero troppo alto di cittadini. Ci stiamo organizzando per aumentare il numero delle farmacie che eseguono i tamponi, sono già parecchie, sono più di 1.000 per un totale di 1.400 farmacie in Veneto, quindi lo sforzo è veramente enorme. Il tampone in farmacia può essere eseguito o dallo stesso farmacista o da un infermiere. C'è chi si sta organizzando con personale aggiuntivo, ma non è semplice, dicono i farmacisti, sia reperirlo sia rientrare nei costi. Eseguire il tampone in sé è una procedura velocissima, però oltre al professionista che esegue il tampone c'è poi del personale che è tutto il giorno sostanzialmente impegnato al telefono perché i cittadini chiamano in continuazione e poi c'è tutta la parte burocratica legata al caricamento dell'esito del tampone per la trasmissione alla regione e anche per la stampa del Green Pass.